Il giorno dopo si arriva a Voghera. In fuga sono Bert Johansson e Silvano Contini. La giovanissima rivelazione in maglia bianca ha conquistato la maglia bianca nella prima tappa, dopo che il prologo aveva visto in maglia bianca Visentini, vincitore di questo trofeo nello scorso giro. È sempre stato il migliore dei neoprofessionisti Silvano Contini, che ha chiuso, come avete sentito, in quinta posizione, un piazzamento eccellente. Gli manca la vittoria, ottiene soltanto 2 secondi posti. Questo che vediamo alle spalle di Bert Johansson e poi a Trento in una bellissima volata alle spalle di Francesco Moser. Qui esce fuori l'esperienza dell'olimpionico Johansson, molto positiva la prova dello svedese, che riesce a battere Contini. Nessuno dei due è un grande velocista e l'esperienza di Johansson ha prevalso. Alla fine della tappa più simpatici e più validi